Una piazza gremita di gente che ha voluto testimoniare la vicinanza agli alpini. Le penne nere hanno raggiunto un traguardo davvero importante, 80 anni di storia, di imprese e di aiuti a chi ne aveva più bisogno. E loro oggi hanno festeggiato un anniversario importante che cade proprio nei 150 anni dell'Unità d'Italia. 80 anni sono sempre 80 anni, sì che li portiamo anche bene perché la nostra sessione è una sessione attiva, una sessione che sa fare certe cose e ha fatto certe cose. Un sussulto quando sono arrivati in piazza gli inseparabili amici degli alpini, i muli. Il reparto Salmerie di Vittorio Veneto, unico in Italia ad avere ancora arruolati 2 muli DOC, è partito domenica scorsa dal Cima Grappa ed ha percorso 96 km, arrivando nel pomeriggio. Sono il ricordo storico di tanti alpini, sono stati il compagno, per così dire, di Naia, e quindi c'è un sentimento particolare. Poi la sfilata con le bandiere in mano che gli alpini hanno portato nella chiesetta di Sant'Andrea, ma i festeggiamenti non sono finiti. Partiremo dal nostro monumento, che è il monumento del mulo, quello alpino, e da lassù sfileremo con tutti i gruppi, tutti i 19 gruppi, con i 3 cori, con il reparto Salmerie, con la protezione civile e anche con la fanfara della Giulia. La sezione vittoriese pensa alla Donata Nazionale 2018, un sogno poterla organizzare proprio qui, ci dice il Presidente, ma intanto lo sguardo è più vicino, nei prossimi giorni la Donata Triveneta a Belluno. Descrivere gli alpini, il Presidente sorride. Gli alpini sono alpini, già, come si dice il nome alpini si sente qualcosa, una scossa, noi abbiamo quello di bello che noi onoriamo i morti aiutando i vivi.